ogni formalità. Quando è sceso dalla macchina mi ha sentito di conoscerlo da sempre. È una sensazione che non si riceve spesso, però è una persona straordinaria e penso che prima del libro vada considerata proprio questa sua profonda umanità. Io ho avuto già modo di parlare con lui perché stiamo parlando già da un po' e ho capito che ciò che sta a cuore a Beppe Lanzetta è sicuramente la gioventù, il futuro della gioventù, soprattutto della gioventù femminile, da quanto ho capito leggendo il suo ultimo lavoro che stasera presentiamo. L'ultimo lavoro di Beppe Lanzetta è questo, che voi potete trovare anche in un'altra stanza, Racconti Sterili. Chi non conosce Beppe Lanzetta, io penso che sia un personaggio che bene o male si sia incrociato col capello, bene o male si sia incrociato col capello, e dico bene o male perché noi abbiamo avuto modo di incontrarlo o al Maurizio Costanzo Show quando ho dovuto fare il comunale perché a volte va bene, ma sempre dubito per far venire fuori queste sue idee che ha sempre portato avanti con tenacia e con forza. Questa sua personalità forte ad un certo punto l'abbiamo già constatata dalle trasmissioni televisive, ma anche dai personaggi da cui interpretati al cinema, al teatro. Beppe è una persona che vive sperando in questa società sperando che la società cambi e sperando che arrivino tempi migliori. Mi stava raccontando che è originario della zona che adesso si chiama Scambia e che nella sua vita ha avuto il piacere di compiere delle imprese anche suo malgrado. Mi ha raccontato poco fa, e questa cosa mi ha colpito molto, che ha incontrato, è stato ascoltato in televisione una volta dai detenuti del carcere di Poggioreale e alcuni detenuti hanno preso a cuore ciò che lui diceva, hanno condiviso queste sue idee forti che lui difendeva tra l'altro, e dopo aver pagato il prezzo poi di un impegno con la giustizia, uno di questi detenuti, Gaetano, ha cercato Beppe per comunicargli questo messaggio positivo che aveva trasmesso dalla televisione, dallo schermo televisivo, e comunicandogli anche la forza che gli era venuta dentro e permettendogli di tirar fuori tutto quello che aveva dentro e che forse non l'aveva mai saputo. Infatti questo personaggio oggi è un affermato regista del cinema. È singolare perché questo ragazzo, scusa se mi interrompo, oggi avevo 42 anni, quando mi ha avvicinato, mi ricordo che era un periodo difficile della mia vita, avevo avuto problemi con le banche, allora mi aspettavo sotto un palazzo di mia suocera e io gli faccio, lasciami stare perché ho problemi con le banche. Lui pensava, però ha detto no, pensava alla stessa, beata a te, pensava ci fosse reti di capitale. Quando però siamo dei veri
umani che si gira questo ragazzo oggi a settembre è andato alla Mostra del Cinema di Venezia come regista, ma 2 anni fa ha prodotto un film di un regista americano che si chiama Abel Ferrara, visibile su internet, un regista che per me era straordinario, un regista cavo. E all'epoca lui non sapeva manco chi fosse, che lui era tifoso di Nino D'Angelo, questo era il viaggio, diciamo. Io amavo Abel Ferrara e lui Nino D'Angelo, mi ha fatto un compromesso, perché tu mi porti Abel Ferrara, io ti porto a Roma a casa mia, e così vediamo a vedere. Questo per dire che cosa? I sogni vanno coltivati, hanno spirito, hanno qualità. Devo dire la verità, sono aperto di belle cose nella vita e uno, se ha una esperienza positiva, la deve condividere, perché se la tieni solo per te, poi estende, non sempre. Quindi io, la capa pazza che tengo la sono a disposizione di lavoro. La capa pazza certe volte serve. Quando ci vuole perché se no siamo tutti ci permette di vivere quello che dobbiamo dire al momento giusto. Io sono contento perché vedi anche il mio incontro con l'editoria, immagino che adesso sono abbastanza tranquillo, ma quando io andavo nell'ufficio della Feltrinelli e arrivo Roma, Vineca, Zucchero, olandese, la greca, questa roba ancora prima c'è da dire molto particolare, a 20 anni io misi il posto come la mia madre, a molti di taschi mamma mi vuole, sempre mia mamma voleva un figlio dove il posto quindi arrivo anche dai studi, non diplomai con un voto alto e un di guerra, a Monte dei Paschi era l'ultima banca che assumeva la chiamata diretta, per cui ancora lo fa, questo non lo so, so solo che almeno 4 anni è stato un problema perché tutta l'umanità possibile io lavorai in quella banca, che si trovavo il direttore che a Lecce chiamava le canzoni napoletane e voleva cantare un questo era un direttore di banco, un direttore che caricava i travestiti a Piazza Vittoria Morale della Fauna, Giovanni Bingo, e quindi la mia avventura con la banca io ero la pecora nera, un bianco. Scusatemi se io faccio riferimento a poco fa perché abbiamo già parlato e mi sembra pure una mancanza di rispetto nei nostri confronti improvvisare come se non fosse successo niente prima. Noi abbiamo parlato a lungo e è venuto fuori un iter nella vita di Peppe come in tutti noi ovviamente di evoluzione. A un certo punto lui ha sentito dentro di sé l'impulso a dover scrivere delle storie, dei racconti. Ovviamente, come accade per molti scrittori per la maggior parte, storie che non sono inventate ma derivano da una esperienza personale e anche certe volte da una generazione interiore. In effetti i personaggi, io gli ho confidato che la